Dal Ministero via libera al Tribunale della Pedemontana. Nei prossimi giorni infatti il Governo presenterà un testo di legge che prevede la riapertura delle sedi giudiziarie chiuse nel 2012 e l'istituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana con sede a Bassano da Grappa. Quello che annunciamo oggi è un risultato storico rispetto al passato e consentirà di erogare in modo migliore il servizio della giustizia in un territorio con un PIL tra i più elevati in Europa. Arriva così, dalla voce del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, la notizia che 3 province, mezzo milione di abitanti e un numero notevolissimo di aziende aspettavano da tanto tempo ormai. Il Tribunale della Pedemontana non è più solo un faldone sul tavolo di qualche ministro, ma una strada da seguire. Lo ha annunciato in Senato il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, rispondendo a un'interrogazione del senatore vicentino Pierantonio Zanettin sul tema del Tribunale bassanese. Il provvedimento di Zanettin prendeva spunto infatti da un'ispezione effettivamente avvenuta qualche mese fa da parte del personale del Ministero proprio negli spazi del Tribunale cittadino. Effettivamente il Ministero ha svolto un sopralluogo presso la cittadella giudiziaria nei locali indicati dall'amministrazione di Bassano del Grappa e resi effettivamente disponibili come sedi di una possibile futuro ufficio di nuova circoscrizione giudiziaria. Insomma, il sopralluogo c'è stato ed è servito per capire se gli spazi siano adeguati. Ma c'è di più. Il governo fa sapere che c'è un progetto in ballo ed è un progetto rivoluzionario. L'atto di sindacato ispettivo offre l'occasione infatti per annunciare la presentazione a stretto giro di posta da parte del governo di uno schema di disegno di legge che prevede una revisione di quella che riteniamo politicamente essere stata l'infausta stagione della revisione della geografia giudiziaria, con la riapertura di alcune sedi soppresse rispetto alla riforma del 2012. Ricapitolando, Bassano appare come una sorta di progetto pilota in un disegno di legge che vedrà la luce entro breve e che andrà a ripristinare i crateri lasciati dalla riforma della giustizia di qualche anno fa. L'attenzione del Ministero della Giustizia è massima e consentirà di dare le migliori risposte alle richieste di efficienza del servizio di giustizia che vengono da diversi territori oltre a evidentemente Bassano del Grappa.